Il trenino della Pineta di Eraclea Mare è sospeso per tutta l'estate corrente, più che una scelta, una decisione forzata dal fatto che dall'incidente con i 14 feriti, tra cui 2 bambini di 1 e 9 anni, accaduto verso le 21:30 di lunedì scorso 3 luglio, il mezzo si trova ancora sotto sequestro e chissà per quanto tempo ancora lo sarà con il perdurare delle indagini, finite le quali dovrà inoltre essere riparato perché non ci sono altri trenini al momento disponibili. Così a TVO, cui fa capo la FAP, la ditta di autotrasporti che da 12 anni gestisce il trenino turistico, al sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin, davvero amareggiata da questa notizia. Sicuramente è un'attrazione che su Eraclea Mare era tanto sentita e tanto voluta. Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando e passando al setaccio tutte le immagini del posto, viste le tante telecamere presenti lungo l'autostazione. La verità in merito all'errore umano ammesso da FAP sta tutta nei frame nelle mani dei carabinieri di San Donà di Piave ed Eraclea, incaricati delle indagini, mentre sui social i commenti sull'accaduto sono più che unanimi. Era un modus operandi degli autisti guidare il trenino della Pineta in quel modo, dicono ancora sotto shock, puntando il dito contro l'autista. Da parte sua il 61enne di Spresiano è stato il primo a scendere e prestare i soccorsi, senza perdere tempo e cercando di non farsi cogliere dal panico. Mi dispiace per l'accaduto, ha detto dopo l'incidente. Doveva essere un momento di gioia e spensieratezza per i turisti che si stavano godendo quella che è comunque un'emozione, parte della loro vacanza. Così scusandosi, mentre il sindaco rassicura il trenino tornerà il prossimo anno.